Sì, mi chiamo Stefano Scuppa, sono un chimico dell'Ispettorato Centrale di Repressione Frodi, Controllo Qualità dei Prodotti Agroalimentari, che è un organismo in seno al Ministero delle Politiche Agricole, adesso che si chiama MASAF, e il nostro scopo è prevalentemente quello di verificare la conformità dei prodotti che sono sul mercato alle norme di legge, quindi rispetto al panel, questo qua che è un panel di eccellenza dove si valuta, diciamo, la qualità assoluta. Noi verifichiamo invece piuttosto che i campioni che ci arrivano siano conformi agli standard minimi, diciamo, per classificare un olio extravergine come minimo, ecco. E non sempre, insomma, purtroppo, sai, il mercato è molto vario, quindi non sempre tutti i prodotti riescono a rientrare nella categoria extravergine, infatti ci capita, insomma, a volte che alcuni prodotti non vengano declassati a vergini. Però diciamo, ecco, questa esperienza mi arricchisce molto perché ho la possibilità di confrontarmi con oli di eccellenza, quindi è veramente molto gratificante per me, oltre a quello che faccio di solito, avere la possibilità di sentire proprio il meglio che c'è sul mercato, perché insomma, nel Veneto la produzione come quantità è minore rispetto insomma, alle regioni leader italiane, la Puglia soprattutto. Però insomma il Veneto riesce a esprimere dei prodotti di buona qualità, ci sono delle nicchie, insomma, abbiamo tre DOP se non sbaglio, che comunque sono oli moderatamente intensi, quindi sono di categoria media, però si abbinano bene insomma con i cibi insomma, del territorio, quindi